allá arribas. Ajá. Guarda che le fenoci e i radici in offerta. Nipe mapendo ya Kikongo na nipe mapenzi kutoka kwa mama niwe Goditi la tipicità, un paesino in provincia di Padova con la nebbia padana, poca ma c'è. Forse il parco fluviale è di là, perché qua c'è scritto area ricreativa parco fluviale Sarmazza. Sarà mia questa l'area creativa, no? Quindi vuol dire che ci sarà un parco più in là, più avanti? Haya we turuke haya we. Sì, il ponte è abbandonato. Anche io pensavo che andando di qua, ho detto ci avviciniamo al campanile, poi tagliamo a sinistra, no? In realtà no, non ci sono stradine. Adesso vediamo un po' su Google Maps com'è, se no bisogna ritornare indietro. Il che, per carità, tutta salute, ma singano se qua febbre. Tupeperuke kamanji wayaendaga yankutana mwenzake njiwa mapendo ndani ya roho yatufanya tuwe E nel cammino di nostra vita abbiamo trovato anche Alessandro. Aspetta che attacco ha il coronavirus. Speriamo no. Sì, niente, Fabio ha preso la similitudine. Appena l'ha visto ha detto guarda la rubinetto, dai che proviamo a vedere se funziona. Noi proviamo sul serio se funziona. Mi è un scherzo, scusa, guarda, ti metti qua col camper. Dai. Ecco, ho trovato anche dove fare l'acqua. Io adesso me lo puntino nel mio Google Maps. Vedi, come ti raccontavo tanto tempo fa nella Single Life, tu quando vai in un posto nuovo ti puoi fare il girettino di ricognizione, no? L'ho sempre chiamato io, che serve per capire se ci possono essere dei parcheggi più interessanti, con viste più belle, eccetera, eccetera, e i rubinetti dell'acqua, cioè tu giri, vedi un rubinetto, lo provi e te lo segni sul Google Maps. Comunque qua c'è scritto Himmer, come Himmer, li vedo sempre vestiti diversi, oppure i attacca l'adesivo dell'Himmer, mica attacco l'adesivo della Ferrari su Pulmin. No, guarda, gli ha messo il divieto alla Zoe, guarda, è proprio lei, nera, col collarino e a coda alta e gambe in fora. Zoe, sei rassisti qua. Spi, tocca a te fare il giro adesso, il giro. Ma non capisco, questa è la via dedicata a Primo Levi, ma non era se questo è un uomo. Ah, forse la S, sì dai, è stata cancellata, dai, cioè quel coso lì. Non è tipo l'accento dei Guns N' Roses, hai capito? Che bella la giostrina! Ti piace? Adesso dove scendi? Per le scale? Ti conosco io. Non scenderei mica allo scivolo. È che lei tipo a metà dopo si lancia, occhio. Ah no, adesso siamo vecchiotti, adesso le facciamo tutte. No, che ti sporchi i capotine in CP Dance. Aspetta, perché il CP dà fastidio se io vado tipo sopra le giostre. Eccola, vediamo. No, non dice niente. Solito si incazza se vado tipo nelle altalene. Non c'è un'altalena qua? No. Non mi lascia interagire con la materia il CP. Sempiota, una sempiota. Ascolta CP, vai anche tu nelle giostrine, dai. Vai qua, dai, vai. Eccola.
vai nella giostrina, che bella la giostrina, che da là controlli tutto. Guarda come che controlla l'angolo, controlli tutto, tutto controlli, controlla tutto, porca miseriazza. Cara, che bella che te sei. In ogni caso un messaggio al sindaco di Vigo Novo: butta su un'altalena per Singano o Pareto? Ci arriva Singano qua che voglio andare in altalena, non è neanche un'altalena. Frigo con birra niente. Sì, dici? Senza bocce però. Senza bocce però. No, però scusa un attimo, ma non ha le ruote? Eh beh sì, cacchio, ha le ruote più grandi delle mie. Gemellato che è come il mio, ma guarda la dimensione delle ruote. Emi, qui! Guarda, guarda, scempia. No, no, vai in strada per qui. Guarda che mona. Guarda, Dio buono. Piena di droga. Cos'è dentro che scatolette? Droga? Porca miseria. Sei andato a trovare Fabio nella panchina? Guarda che tipa. Iuri, come siete già pa? Quanta febbre che? Ma va tranquillo che vi infette tutti in compagnia. Dai una svolta, un fiato a vita, perché sennò un sempre normale tutti i giorni. Un fiato di freve, manco te ricordi, ti già che volta che vai a freve, che sepa le freve che vai, pensati. E io tu ti ricordi, tu capisci, se no le giornate dopo si perde, quindi vieni qua, fai infettare e via. Ciao, sì. Cuccia. Quanto febbre hai? No, adesso è la zoia. Ma tocca la bicchierina però va giù. 38 e mezzo. Cazzo. Oh, beh. Io fino al 38 riesco a lavorare. Avanti. Ah no, è la coda è. È la coda. Beh, vi va bene qua, no? Va bene qua. Sì. Adesso lì al parcheggio degli altri carabinieri casa mia c'era già un camper parcheggiato, fatalità. Ho visto. Come hai visto? Ho visto? Adesso fate il giro a piedi, se ne intalargine. No. E noi altri. Qua. Mia. Sono venuto qua come sempre, ho detto bene qua. Ma patente lo giro. Aia! A posto? Mega pinzano, man. Venghi. Venghino. Tanca pompetta se te vuole. No. Infiarte l'ambaradan. Che Fabio non ha risposto, ha tergiversato. Io ho detto che quando avevo la febbre facciamo la scommessa di quanto ho. Io punto 38,3 e lui dopo non ha detto il numero. Ho tirato fuori il termometro 38,2 quando avevo fatto la prova. Cioè proprio ci ho pensato. 38,3. Sì, no, quindi Mirko? Mirko non mi ricordo perché ho freve. Quando io ciccia. Insomma dai, sì, no, massa piccola. Però quelle del prima era dos. Fabio, l'ha vista? Massa piccola, c'è da dire. Vabbè, insomma Mirko c'è da dire. Grande Fabio. Fabio, quando è che ti arrivi Grande ti? chef. Aspetta che ti mando a posizione dei camper in ogni caso. Sì, anche perché lui vanno a 90 va lui, Non so. Chi È flebo pa. No, non sta a casa il felago. È flaugo. Angolo culturale, le puntine del mondo. Beh sì, siamo tutti tre veneti, diciamo parte zona Jesolo per intenderci, Padova, Vicenza. Loro non sanno cos'è la pesa. Pesa anche con una S sola. La pesa è, si dice anche snarocchio, comunque la pesa è il muco nasale. Interessante. È molto interessante, è un discorso culturale scientifico. Successivamente è il muzzin. Come si fa a non sapere il muzzin? Cioè mettiti un muzzin qua, uno ti dice guarda che t'ha il muzzin e lui cioè cazzo il muzzin lo so tutti, dai. Non sanno cos'è il muzzin. Sappiamo il sì. Non sanno cos'è il muzzin. Quindi guardare su Wikipedia il significato di muzzin. Eccolo! Oh, baby, I'm sad.